I carabinieri di Licata il giorno della Befana ridonano il sorriso a una famiglia in difficoltà. Tutto ciò è successo nel giorno della Befana alle ore 8 presso la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Licata, dove giungeva una telefonata di un uomo che si presentava come un vicino di casa di una famiglia in grosse difficoltà. L'anonimo interlocutore ha quindi spiegato che all'indirizzo da lui segnalato viveva una famiglia composta da padre, madre, una figlia dodicenne e un figlio di 5 anni, attualmente in totale stato di indigenza. Alla notizia, l'operatore della compagnia dei carabinieri, inviata una pattuglia della sezione radiomobile degli agenti di Licata, hanno appurato la veridicità della notizia. Nel giorno della Befana non avevano nulla da mangiare. Confermata la notizia, immediatamente al comando dei carabinieri scattava una gara di solidarietà tra i militari presenti che, raccolta una certa somma, veniva interamente utilizzata per acquistare derrate alimentari di prima necessità che venivano così consegnate per il benessere di quella famiglia. L'azione dei militari dell'Arma dei Carabinieri proseguiva quindi segnalando la situazione ai servizi sociali del comune di Licata per una assistenza più puntuale.